Salve a tutti, sono Maurizio Congiu. Dopo la pausa estiva riprendiamo il nostro discorso su Gramsci, considerando alcuni aspetti del pensiero gramsciano incentrato soprattutto sulla lettura dei quaderni. In particolare oggi vorrei occuparmi di una questione che Gramsci affronta nel sesto quaderno, al paragrafo 11, a cui dà questo titolo: Nozioni enciclopediche e cosa che ci interessa in particolare in questo particolare momento storico, il rapporto fra libertà e disciplina. Scrive Gramsci: al concetto di libertà si dovrebbe accompagnare quello di responsabilità, che genera la disciplina, e non immediatamente la disciplina, che in questo caso si intende imposta dal di fuori, come limitazione coatta della libertà. Responsabilità contro arbitrio individuale, e sola libertà quella responsabile, cioè universale, in quanto si pone come aspetto individuale di una libertà collettiva o di gruppo, come espressione individuale di una legge. Perché ho scelto questo particolare nesso libertà-disciplina? Ci troviamo in un momento in cui, a seguito della pandemia, che ancora per gran parte ci perseguita con le diverse varianti, si sta sviluppando un dibattito che in certi casi è un non dibattito, in quanto non si riesce a dialogare, a trovare un linguaggio comune, perlomeno, o comunque un metodo di discussione che consenta a tutti di esprimere ovviamente il proprio pensiero, ma anche di poter decidere, in particolare sulla questione del vaccino e dell'obbligo vaccinale, nel caso in cui si dovesse prendere questa decisione da parte del governo e poi del Parlamento, o del Green Pass, cioè il certificato che ci consente di accedere in determinati luoghi. Bene, sappiamo che c'è una contrapposizione molto forte, e questa contrapposizione è molto forte soprattutto da parte dei Novax e in parte dei no Green Pass. Si appella alla libertà, si appella all'autodecisione, contesta in qualche modo, ma alle volte con argomentazioni che potrebbero anche essere prese in considerazione, altre volte purtroppo senza alcuna argomentazione degna di rilievo, a contestare sia l'uno che l'altro. Ora, la libertà, come dice Gramsci, non può essere qualcosa di assoluto, non può essere qualcosa di vissuto in maniera egoistica, cioè incentrata soltanto sull'interesse personale. Se si vive in una società, se si vive in una comunità, se si vive in una repubblica, è chiaro che il mio io deve confrontarsi e relazionarsi con gli altri io. La responsabilità consiste in questo, nel contemperare, nel correlare la mia libertà con la libertà degli altri. Io non posso mettere in pericolo gli altri per un mio pregiudizio, perché in questo caso spesso si tratta di pregiudizi, per cui la libertà senza responsabilità è puro egoismo. E questo non può essere un modo corretto di vivere appunto all'interno della società. La scienza, come ho detto in altre occasioni, non è infallibile, men che meno la medicina. È sempre soggetta a cambiamenti, e per quanto riguarda la questione dei vaccini, una delle accuse o delle critiche che si fanno è che sono sperimentali.
Ed è vero, non è che sia un'accusa sbagliata, però il problema è che tutti i farmaci sono sperimentali e lo sono non solo nella fase iniziale, quando appunto si fanno gli esperimenti per verificarne l'efficacia e ovviamente anche gli effetti collaterali che potrebbero anche essere negativi naturalmente. Il problema è che lo sono anche quando vengono messi in commercio. Purtroppo gli esperimenti sui vaccini, come su qualunque altro farmaco, si fanno su un campione della popolazione, non su tutta la popolazione. E siccome siamo tutti diversi, non è detto che si reagisca tutti allo stesso modo. Questo lo si vede nel tempo. Non per niente i medici, proprio i medici di famiglia, sono invitati a comunicare eventuali effetti collaterali negativi osservati nei propri pazienti e di comunicarlo alle autorità competenti, ma questo è normale, vale per qualunque farmaco venga messo in commercio e quindi vale anche per i vaccini. Non è un'argomentazione molto forte. Lascio perdere invece le questioni legate al complottismo che lasciano il tempo che trovano. E quello che invece a me interessa molto sviluppare, far capire perlomeno, è che la scienza ha i suoi metodi. Cioè noi non possiamo semplicemente riferirci a ipotesi più o meno strampalate sulla composizione del siero oppure degli altri farmaci con composti o addirittura microchip che servirebbero più che altro a controllarci e quindi a negare la nostra libertà, come pure è stato sostenuto, quanto piuttosto l'incomprensione non tanto dell'aspetto tecnico della composizione del vaccino o dell'apparato sperimentale che poi porta all'approvazione di un farmaco, compresi per l'appunto i vaccini, quanto l'incomprensione di che cosa sia la scienza, di come funzioni la scienza, della storia della scienza, in particolare della storia della medicina e ancora più in particolare la storia dei vaccini e dell'importanza che hanno avuto nel debellare malattie come la poliomielite, per esempio, che fino a qualche decennio fa invece avevano un'incidenza altamente negativa sulla popolazione, non solo italiana ma mondiale. Quindi i vaccini sono stati una scoperta, un'invenzione che ha ridotto di molto l'incidenza di determinate malattie sull'intero pianeta. E dobbiamo essere grati, in questo caso, ai medici, agli scienziati che hanno prodotto questi risultati. Quindi dobbiamo sempre cercare di capire le cose nella loro complessità, non ridurle alla semplicità di slogan spesso banali che non dicono niente, ma che hanno un effetto propagandistico abbastanza efficace, soprattutto se veicolati dai social, che costituiscono per molti purtroppo l'unica fonte di informazione, mentre bisognerebbe leggere le riviste scientifiche, sentire gli scienziati, quelli che si occupano di queste questioni, anche se spesso hanno posizioni differenti, ma anche questo fa parte della scienza, di qualunque scienza, che si tratti di matematica, che si tratti di fisica, che si tratti di medicina, ne studiamo la storia, ne studiamo anche la filosofia e vediamo che spesso ci sono dei dibattiti anche accesi fra scienziati, fra filosofi che portano avanti le loro idee e spesso in maniera anche decisa, diciamo così, una dialettica molto forte, però poi sono, come capita spesso nella scienza, sono gli esperimenti che decidono della validità o meno di un metodo, di un farmaco, di una soluzione, di un'ipotesi, di una teoria, ed è a questo che ci dobbiamo affidare. Detto questo, però, come ci ha insegnato Gramsci, la libertà deve essere accompagnata dalla responsabilità, in particolare dalla responsabilità verso gli altri. Non siamo monaci, non siamo eremiti, viviamo in comunità e
Questo vivere in comunità significa essere responsabili non soltanto verso noi stessi, ma anche verso gli altri. Il massimo della libertà deve coincidere anche con il massimo della responsabilità. Grazie.